Forza Ucraina. Le bandiere della pace si mescolano con quelle blu e gialle. Sono più di 700 donne, uomini, bambini, politici di partiti diversi, tutti uniti a Padova sotto il palazzo della prefettura per chiedere la pace e la fine immediata dell'attacco russo. Arrivano da tutto il Veneto e anche da fuori regione, perché qui a Padova il consolato e Confindustria Ucraina stanno aprendo un punto di raccolta per aiutare la popolazione bloccata nel paese assediato dai russi. Noi oggi abbiamo bisogno di tutto quello che è necessario per i farmaci, gli aiuti, i posti letto, gli alimentari. L'organizzazione è partita oggi come centro di assistenza e man mano comunicheremo con il centro del consolato ucraino di Padova e con la Confindustria italiana come poter raggruppare questi farmaci in tutte le regioni d'Italia. Nel frattempo la società civile e religiosa si sta mobilitando per l'accoglienza. Il vescovo di Padova ha messo a disposizione vitto e alloggio al seminario minore di Rubano per una 60 di orfani. Monsignor Claudio Cipolla si è fatto portavoce per chiedere alla Croce Rossa italiana, all'ambasciata e al consolato d'Italia a Varsavia di favorire il transito in territorio polacco dei minori. Anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, intervenendo alla manifestazione, ha annunciato che nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si discuterà un piano di accoglienza. La città è Padova solidario con voi e siamo pronti a coordinamento con le istituzioni competenti e con l'aiuto delle associazioni di volontariato a organizzarsi per accogliere chi fugge dalle bombe. A Padova c'è anche l'onorevole Alessandro Zanna che ha assicurato l'appoggio del governo italiano. Faremo di tutto per aiutare l'Ucraina a difendersi da questa invasione illegale da parte della Russia. Tante le storie di chi vive in Veneto da anni, ma ora guarda con apprensione a chi è rimasto a Kiev, come Irina che sta vivendo ore d'ansia per sua figlia. C'è momenti che mi manda solo segnali di bombe e basta. Sta dormendo vestita con zaino vicino a lei. Non può scappare magari come tanti altri. Non riesce a uscire adesso a Kiev, è bloccata. Non dobbiamo permettere, vedete che un criminale non lo fermiamo solo con sanzioni. Le foto di Putin con la mano rossa, sporca di sangue e il suo sguardo beffardo si contrappone agli occhi invece gonfi di lacrime delle donne e ai volti dolci dei tanti bambini che con un sorriso chiedono semplicemente che possa tornare ad esserci la pace.